Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. È finita da un bel po', io lo sto facendo adesso il video perché sono rientrato adesso a casa. Finisce in un pareggio Inter-Cagliari 1-1 e sinceramente gran bella partita, veramente gran bella partita. Non mi aspettavo che il Cagliari si desse una svegliata del genere, devo essere sincero. Non me l'aspettavo, anzi, mi aspettavo una sorta di copia e incolla della prestazione di Coppa Italia. E io mi sentivo già soddisfatto dopo il minuto perché non avevamo preso gol, pensate un po'. No, veramente, so contento per il risultato, so contento per come è venuto il risultato e so contento perché, bene o male, stiamo veramente stringendo i denti e cercando di tenerci il più possibile questo sesto posto. Certo, la prossima è una partita non importante, de più, perché andiamo a giocare contro una squadra che ha gli stessi punti nostri e ci potrebbe sorpassare. Quindi la prossima partita sarà veramente importantissima perché secondo me farà capire se il Cagliari ha le potenzialità o meno per combattere per l'Europa. Che goduria il gol del Ninja, mamma mia raga, che goduria. È stato veramente bellissimo. E io sinceramente non saprei che altro dire perché poi la partita ho visto praticamente la parte finale del primo tempo e vabbè tutto il secondo. Però se devo essere sincero, se fossi stato uno spettatore esterno, io mi sarei divertito a vedere la partita perché effettivamente è stata bella, oh, parliamoci chiaro. Mo che uno è dell'Inter e del Cagliari, secondo me uno spettatore neutro si sarà divertito molto a vedere la partita. Io personalmente mi sono cagato in mano quando ho visto Lukaku ripartire. Mi sono letteralmente cagato in mano perché ho detto ecco là abbiamo il secondo gol, è finito tutto a casa. Fortunatamente poi non è accaduto. Sono contentissimo per il ritorno di Cragno, veramente contento. E finalmente, mo per carità io gli voglio bene, a Olsen è stato un gran portiere, tutto quello che volete, ma finalmente torno a vedere un portiere che la blocca, che blocca i palloni. Perché io a Olsen gli voglio un bene dell'anima, ma non ne blocca uno, finalmente è tornato Cragno. È tornato finalmente. Mamma mia, che bellezza, che bellezza. Poi a essere sinceri, mi sarebbe piaciuto vedere Gaiano. Mi sarebbe piaciuto vederlo. Che poi, se non mi sbaglio, era convocato, no? Devo andare a controllare perché poi a me mi prendono sti cosi che può essere che dica le cazzate. Allora, fatemi andare a vedere un attimo. Sì, era convocato, era l'unico attaccante convocato, quindi mi sarebbe piaciuto vederlo. Convocato in panchina, intendo, l'unico attaccante in panchina. Mi sarebbe piaciuto vederlo. Sarei molto curioso. Sarei veramente molto curioso. E niente, per il resto ho veramente poco da dire perché comunque l'Inter è pur sempre l'Inter. Si vedeva e si sentiva che era una squadra superiore, però noi ce la siamo battuta molto molto bene. E quindi bravi ragazzi, veramente bravi, perché dopo le ultime 5-6 partite la situazione era diventata disastrosa. E oggi si è aperto un piccolo spiraglio, però bisogna dare continuità a questa partita perché non può essere soltanto una tantum e poi si ritorna nella situazione mediocre di prima. Bisogna continuare ad essere così e la società bisogna che si adoperi per fare in modo che la squadra giri sempre così. Quindi, ripeto, bisogna agire sul mercato. Io il video di Piazza l'ho fatto, ma ancora deve arrivare l'ufficialità. Dove cazzo sta Piazza? Boh.
Il difensore centrale non si sa. Terzino destro vedremo. Quindi vi prego società, cerchiamo di non mandare a puttane quello che è stato fatto fino adesso. Abbiamo un sesto posto per adesso, quindi teniamocelo stretto e teniamocelo fino alla 38esima giornata, ma rinforziamo la squadra. Abbiamo bisogno di rinforzi, spero che arrivino prima del 31, ce n'è veramente bisogno. Niente ragazzi, il video finisce qui, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video.